Sto vicino a lei? Si può accomodare, faccia come se fosse a casa sua. Sì. Siamo con signor Bottura. Mottura. Mottura, no, perché Mottura è il famoso, io non sono famoso. Lei era già famoso prima, quindi poi... Va bene, siamo con Mottura, produttori di vini. Confesso che la prima volta che ho bevuto un suo vino, Sì. piacevolissimo, fu a Viterbo, in un ristorante che aveva la stella Michelin, Enoteca La Torre, adesso è spostato a Roma. Spero. No, adesso è continui. Viterbo di nuovo. Ah, è ancora a Viterbo? Sì. Ecco, non lo sapevamo, questa è una novità Sì. fresca da questo passaggio a... Qui siamo a Civitella. Tagliano. Civitella Io sono Tagliano. Mottura Sergio. Sergio Mottura. Quindi produttore di vino, e il vino era un vino bianco di queste parti, avevo chiesto vini appunto del posto, effettivamente rimasi molto colpito. Poi c'ho anche una bottiglia a casa, ecco, c'è una bottiglia che mi hanno mangiato in un albergo che mi ha fatto un bel regalo, perché, come dire, apprezzo questa azienda e scopro, cercando un buon albergo, un buon posto appunto fra la Toscana, l'Umbria e il Lazio, ameno. Scrive la Michelin, no? Lo evidenzia in rosso, scopro la tana dell'Istrice e poi Sergio Bottura. Bene, complimenti quindi per questo suo palazzo storico, quindi questa bella... Tutto questo è un agriturismo, non è né un hotel, niente, questo è un agriturismo. Vabbè, adesso agriturismo significa esatto, che usate i prodotti della vostra azienda. No, non solo, ma questa è la mia abitazione. L'agriturismo deve essere proprietà dell'agricoltore. Quindi io vi ospito nella casa mia. Lei abita qui? Io abito. Quindi agriturismo perfetto, chiaramente i vini mi dicevano che in carta sono solo quelli della sua azienda, anche perché lei ha una gamma di vini che partono da uno spumante Chardonnay con vino dolce. Fino al vino dolce, passando da bianchi e rossi. Ecco, cosa si produce qui? Perché questa è una parte, diciamo, del Lazio, magari la regione Lazio è, come dire, meno nota rispetto alla vicina Toscana. Sì, noi siamo diciamo storicamente umbri, non laziali. Civitella era appunto l'ultimo castello del comune di Orvieto a confine con lo Stato Vaticano. E quindi chiaramente questa è una cosa recente, cioè dopo la produzione dei vini, il grande successo dei suoi vini a livello internazionale, ha deciso di fare questo, chiamiamolo agriturismo. Sì, vabbè, nel 1994, quindi non proprio recentissimo, ecco. Nel 1994 c'era questa casa di famiglia che era diventata libera, l'idea di trasformarla in un agriturismo sempre per dare più possibilità ai nostri clienti del vino, specialmente gli esteri, di venire qui a assaggiare i nostri vini, diciamo, da vedere da questa zona che è poco conosciuta, allora era ancora meno conosciuta di adesso, e quindi per adesso è stato un successo. Quindi il vino è un buon traino, chiaramente i clienti sono internazionali, per fortuna. Se fosse il contrario, come dire, sarebbe veramente molto duro il lavoro. Ho incontrato 2 americani di Detroit e 2 inglesi che sono in questo momento in piscina. Ecco, quindi c'è anche un italiano accompagnato dalla sua signora che chiaramente alza la media italiana, che chiaramente è simile alle altre percentuali degli altri paesi, esclusa l'America perché chiaramente sono 50 stati assieme, immagino che ci sia una piccola percentuale di italiani, francesi, tedeschi, olandesi. Negli Stati Uniti o qui? No, qui. Ecco, quindi... no, qui non è proprio così proporzionale la cosa. No. Cioè che maggiormente sono inglesi, americani e poi americani, italiani pochi, molto pochi. Ecco, siamo una minoranza qui, sì, perché sì. Chiaramente gli alberghi sono frequentati dai turisti, Certo. Chi non lo sapesse. Bene, quindi complimenti, io devo ancora scoprire... devo dire le bellezze di questo posto, anche perché lei ha l'agriturismo in piazza praticamente a Civitella e quindi poi la piscina invece bisogna andare sì, la piscina invece vigneti. Ecco, quindi c'è una navetta che vi porta chiaramente tranquillamente questa piscina e quindi si può, come dire, fare un tuffo, prendere il sole, quindi in mezzo ai vigneti, certo. E penso che sia questo quello che cerca poi il turismo internazionale. Sì. Ecco, soprattutto legato al vino, e devo dire, noi poi adesso abbiamo aperto Blog Wine
e quindi anche questo poi è il motivo per cui siamo qui, perché chiaramente vogliamo segnalare, sì, attraverso il vino comunque lo charme, quindi anche certe volte le spa, no? Sì, Quei diciamo begli hotel di montagna. che queste cose sono ormai la norma, ecco, cioè tutti questi alberghi, gli agriturismi di un certo livello offrono sempre un po' di tutto, dai prodotti locali nel ristorante ai vini e poi dopo è molto importante il fatto che il cliente qui sia nella nostra casa di famiglia, il fatto di avere un'assistenza continua. Se noi il cliente non lo lasciamo mai, dalla mattina lo si alza, cosa faccio oggi? Ah, benissimo, se vuoi c'è la guida che gli fa fare il giro etrusco, Tarquinia, Toscania, oppure deve fare il giro farnese, allora andiamo a Capriola, no, a Bagnaia, eccetera, eccetera. Ecco, questo per il cliente è molto importante. C'è un maggiordomo, il butler, no? Come... No, questo butler sarebbe mia moglie. Il butler, magari anche lei ogni tanto. Io sono del reparto vini e agricoltura, eccetera. Anche perché la visita in cantina che poi... ma poi naturalmente c'è la visita completa, comprende il centro di vinificazione con l'assaggio dei vini, vini magari meno ancora greci, non in bottiglia, poi dopo i vigneti, il fatto che la cultura biologica, si spiega tutta la cultura biologica, e la cultura biologica, poi vi faccio anche un po' di potatura per farvi vedere com'è la potatura, si raggiunge qua e qui abbiamo la degustazione di tutti i nostri vini accompagnato o da un buffet o proprio di un pranzo. Quanti sono i vini? 12. 12 vini al momento. Sì. C'è qualcosa... Ancora? No, dico c'è qualcosa, ecco, no, anche perché la gamma è completa e quindi non abbiamo detto che si chiama la Tana dell'Istrice, perché d'accordo Sergio Mottura, no? Con questa finale del cognome molto in voga nella ristorazione che non fa male e quindi ecco la Tana dell'Istrice, ecco, questo è un nome che avete... Soltanto non fa... Io mi chiamo Mottura con la M, ecco, quello Mottura. è importante per fare con la B. Sì, no, Mottura. Ecco, quindi io con la ristorazione non voglio abbellirmi delle piume del pavone, no? No, dicevamo quindi è la Tana dell'Istrice. Sì. Perché l'Istrice è il nostro simbolo, anche tutti i vini hanno sull'etichetta l'Istrice, perché quando ho abbracciato l'agricoltura biologica tanti anni fa, dal 92 certificato dell'Unione Europea, e abbiamo notato il ritorno delle istrici in azienda, allora abbiamo preso l'Istrice quale simbolo del rispetto dell'ambiente. È un buon segnale. È un buon segnale, un po' come quando si trova un tartufo. Trovi il tartufo, evidentemente in quel luogo, come dire, no? C'è qualità. Ecco, quindi l'Istrice effettivamente è un agente, no? Sì. È un agente insomma che chiaramente quindi quando capisce, abbiamo aperto quando c'è il turismo era per forza la Tana dell'Istrice. Ecco guarda qui il nome chiaramente di questo posto, un albergo e anche un ristorante. Quindi per gli alloggiati c'è un ristorante che è aperto anche al pubblico su prenotazione, questo mi sono informato. E quindi avete chiaramente il menù con chiaramente le portate che tengono in considerazione, immagino, i carnivori come i vegetariani, come sì, direi che in questa zona, essendo una zona proprio povera, la carne era poco usata, la carne era da ricchi, non da fare. Quindi qui sono tutti quanti le cuoche bravissime a trasformare una semplice verdura in un grande piatto. In cucina c'è Mottura. Non c'è in cucina, non c'è Mottura, no, delle volte, ecco, io sono in cantina. Noi scandiamo bene la M, Mottura, vini, ecco, perché poi chiaramente insomma, in ogni ambiente magari c'è qualcuno che finisce per ura, è sempre come dire, di qualità, ecco, quindi, come abbiamo visto coi vini, i vini che finiscono per aia, di solito sono buoni vini, non me ne voglio. Ecco. Però in Toscana, come dire, una volta ne abbiamo sentito uno, come dire, non era proprio eccezionale, però in generale si casca sempre bene, anche con ura, e questo è un periodo così, ecco, quindi qua non so, fra 10-20 anni cosa succederà. Bene, quindi complimenti alla Tana dell'Istrice e quindi altre cose, premi, riconoscimenti.
chiaramente ne avete ricevuti. Ecco, tutti quanti. ecco. Quindi vini sempre chiaramente quotati nelle guide. C'è un vino che emerge Sì. che diciamo vi Io dà sono- particolare io soddisfazione. Io sono sempre citato come lo scopritore del grechetto. Ecco, il grechetto, uva bianca, umbro, diciamo umbro, perché poi diciamo, Lazio, questo pezzo di Lazio era Umbria, quindi vino umbro io l'ho riscoperto. Ecco. Questo è il vino di punta. Grechetto, sì. Mentre invece poi questo vino da dessert È sempre grechetto. è sempre quello però fatto appunto, ma qua si usa l'appassimento, il muffato. Ci sono muffati, sì. Ecco, qua è zona di muffato. Sì, perché vedere i laghi che ci sono qua sul Tevere, le dighe Corbara e la diga d'Alviano creano nebbie abbondanti. È l'unica cosa buona di queste nebbie. E invece i rossi? I rossi facciamo Montepulciano d'Abruzzo, Merlot, Pino Nero e Syrah. Quindi in purezza ognuno di questi o assemblati? C'è soltanto il Merlot che ha un po' di Montepulciano e gli altri sono tutti in purezza. Quindi il Merlot, diciamo, grande percentuale di Merlot, Sì, un pochetto di Montepulciano. piuttosto che il contrario, come succede col Sangiovese in Toscana, col Chianti, ecco, quindi dove si aggiunge una percentuale Sangiovese, invece qui usate un po' di Montepulciano. Questi sono i rossi, ecco, anche perché sono 12, chiaramente abbiamo alcuni rossi come alcuni bianchi, il vino, manca lo spumante che è fatto da... C'è lo spumante. Ecco, Il mio hobby è uno spumante metodo classico da uve. da uve Chardonnay. Ecco, Chardonnay. Quindi spumantizzato col metodo chiaramente dello classico. champagne. E quindi anche questo è un vino così da aperitivo, chiaramente ecco, 100% Chardonnay. Bene, questa è tutta la gamma quindi dei vini di Sergio Mottura, il suo agriturismo con albergo appunto nel centro, la piscina nei vigneti, corsi di cucina ne fate? Sì, sempre. Ecco. Cioè qui i clienti, come questi clienti che sono arrivati adesso, staranno una settimana qua. E questi nella settimana hanno una cena che preparano loro. Perché vanno a scuola, nella settimana di permanenza c'è una cuoca? Certo, cuoche ci sono sempre, ma in quella sera loro, ovviamente indirizzati dalla cuoca, prepareranno loro una cena. Questo è diciamo un po' un pacchetto che voi fate che va per Sì. la maggiore. Sì. Ecco, quello che ottiene maggior successo. Io l'ho buttata là così e ho colpito nel segno. Ecco. Sì, qui sono questi pacchetti che vanno specialmente negli Stati Uniti, Certo. sono 6 giorni, che però loro hanno anche la puntata a Firenze, una puntata Certo. a Roma, come dico, tutte queste guide locali accompagnate, anche a Roma c'è una guida di nostra sicurezza con l'affare che li accompagna già tutto pronto, biglietto preparato, in modo che loro siano guidati in tutto quanto. Sì. Bene, quindi corsi di cucina e quindi preparazione di piatti classici. Certo, sì. Ieri hanno fatto la panzanella, i gnocchi al pomodoro e al pesto, hanno preparato il pesto prima, il basilica, poi il salto in bocca alla romana, poi dopo cosa andava? Perché avevano le pesche ripiene con l'amaretto e poi un sorbetto. La vendemmia? Finita. E anche qui chiaramente i clienti partecipano, quindi anche qui chiaramente poi ci sono tutti gli anni chiaramente anche qui dei pacchetti, ecco, quindi sono un po' restii gli italiani a fare queste cose, danno tutto per scontato. Vabbè, l'italiano la vendemmia non tanto, invece è molto sulla degustazione, vengono molto qui ad assaggiare i vini, questi danno soddisfazione, perché ormai si stanno preparando tutti, fanno corsi di sommelier quasi tutti, quindi la cosa sta crescendo molto in fretta. E quindi i vini che si assaggiano in queste degustazioni partono da annate ecco, questo certo, per ogni vino, io vi ho detto i vini, ma però per ogni vino possono anche avere annate anche molto vecchie. Io ho sempre avuto questa passione. Ecco, quindi ha sempre tenuto da parte qualche bottiglia come bisognerebbe fare, sì, ma anche di più di qualche bottiglia. Per sapere poi come
come evolve un vino, bravissimo. quindi la più bella sorpresa qual è stata? Perché un vino bianco magari Ancora un 96, molto buono. ma quindi si mantengono più i vini bianchi o i vini rossi qui? Direi entrambi, cioè perché il quindi- Zecchetto è un vino da grande invecchiamento, quindi invecchia benissimo. Sì. Bene. Questo ce lo dice chiaramente Mottura, un nome è una garanzia, io la ringrazio di tutto e poi avremo anche altre cose perché questo è solo l'inizio. Benissimo, grazie.